Mentre Dio non bastava e non consava il cuore per fare noi cristiani, il diavolo non si ci aspettava a compromesso. Tanto lo sapeva che il Padre Eterno si stava mettendo un penno in. Tanto è che da samurata diventammo. Ma quando ne vedo passare, occhi senza luce, facce senza riso, scavate in da pietra elastico e annate in da miria. Recita la verità. Ma quando non aveva figlia a Miria, assai. Una carizza la scrivono in tarina, una mancanza la scrivono in un marmo, perché tanto un risprezzo costa picca. E una buona parola manca a paiarla. Ma se l'uomo non è per l'uomo, diventa non miserabile. E noi, amici miei, la guerra non è così lontana. L'abbiamo rientro e ne ci facciamo i conti ogni giorno. Che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andeo, a misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa, che la pace si sfiora. Andeo, due famiglie disarmate di sangue si schierano a resa, e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. Si accontenta di cause leggere la guerra del cuore, il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo. Si soddisfa di brevi agonie sulla strada di casa, uno scoppio di sangue, un'assenza apparecchiata per cena. E a ogni sparo di caccia all'intorno si domanda fortuna. Che ci fanno queste figlie a ricamare e cucire, queste macchie di lutto rinunciate all'amore. Andeo, fra di loro si nasconde una speranza smarrita, che il nemico la vuole, che la vuol restituita. Andeo, è una fretta di mani sorprese a toccare le mani, che deve esserci un modo di vivere senza dolore. Una corsa degli occhi negli occhi a scoprire che invece è soltanto un riposo del vento, un odiare a metà. E alla parte che manca si dedica l'autorità.
che la disamistade si oppone alla nostra sventura. Questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna, che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa.